Sono da Sicilia 24 i nostri titoli di oggi. A Gela nessuna disponibilità nel pubblico per una risonanza urgente. In tempi rapidi possibile solo a pagamento. Il caso di una signora sofferente da giorni solleva la polemica sulle liste d'attesa nella sanità. Emergenza idrica nell'Agrigentino tra rubinetti a secco e una rete colabrodo che continua a perdere acqua in strada. Villa Seta, maxi perdita sulla carreggiata, segnalazioni anche da Canicattì e Licata. Dopo 20 anni di contenzioso, i sindaci della provincia di Catania sciolgono il contratto con SIE e preparano una nuova gara per il gestore unico dell'acqua entro settembre. Sbloccati intanto interventi su depuratori e infrastrutture con possibili rincari in bolletta. Pfizer annuncia la dismissione di 2 linee produttive nello stabilimento di Catania, a rischio 330 lavoratori e la riduzione dell'attività industriale. Nel pomeriggio riunione sindacale. In una Sicilia che continua a perdere i suoi giovani, la storia di Manuel racconta una scelta controcorrente: restare. Quasi 100.000 ragazzi hanno lasciato l'isola dal 2019 a oggi, ma lui ha deciso di scommettere sul futuro nella sua terra. Dal 9 al 12 luglio alla Villa Belvedere di Acireale nel Catanese 4 serate con Carlo Verdone tra incontri, racconti e le proiezioni dei suoi film più iconici. Calcio, Catania al lavoro per la nuova stagione. Varrà nuovo DS, il Longo in arrivo per guidare il progetto tecnico. Squadra ringiovanita e offensiva tra possibili innesti e diverse uscite dopo i rientri dai prestiti. Serie B, il Palermo abbandona la pista Luvumbo dopo le esitazioni del giocatore e riapre il casting per l'esterno offensivo. Bentrovati, liste d'attesa senza alcuna disponibilità da una parte, appuntamenti immediati dall'altra, ma solo pagando. È la storia raccontata da una famiglia di Gela che riporta sotto i riflettori il problema delle liste d'attesa, il divario sempre più evidente tra sanità pubblica e prestazioni in regime privato. Gerry Italia. Sanità pubblica a doppio binario, da una parte le liste d'attesa senza sbocchi, dall'altra le prestazioni disponibili in pochi giorni, ma solo pagando. È il quadro che emerge dall'ennesima segnalazione arrivata da Gela. Una donna da 2 giorni convive con fortissimi dolori alla schiena ed è costretta a una terapia con antidolorifici. Il medico prescrive una risonanza magnetica per accertare le cause del problema. Il marito contatta il centro prenotazioni dell'ospedale Vittorio Emanuele per fissare l'esame attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. La risposta è immediata: nessuna disponibilità, nessuna data utile. L'uomo però non si arrende. Dopo circa mezz'ora richiama il centro prenotazioni e chiede di verificare la disponibilità della stessa risonanza magnetica in regime privato. A quel punto lo scenario cambia. L'appuntamento viene fissato subito, già per la settimana successiva. Una vergogna, racconta amareggiato l'uomo che vuole rimanere anonimo. La sanità pubblica funziona solo se paghi. Chi non può permetterselo resta senza risposta e continua a soffrire. Una vicenda che riporta al centro il tema delle liste d'attesa e della cosiddetta sanità a 2 velocità, dove lo stesso esame nella stessa struttura sanitaria segue percorsi e tempi completamente diversi a seconda che venga richiesto attraverso il Servizio Sanitario Nazionale oppure a pagamento. Dall'ASP di Caltanissetta fanno sapere che è in corso un piano per ridurre i tempi delle liste d'attesa. Intanto però casi come quello denunciato da questa famiglia continuano ad alimentare il malcontento dei cittadini che chiedono un accesso alle cure realmente garantito, senza che la possibilità di ottenere una diagnosi in tempi rapidi dipenda dalla disponibilità economica. Adesso ad Agrigento e nell'Agrigentino noi purtroppo torniamo a parlare dell'acqua che viene sprecata per le strade, laddove invece i rubinetti nelle case sono a secco. Il paradosso che ci racconta Davide Sardo. Continua l'emergenza idrica nell'Agrigentino e oltre alla carenza d'acqua che da mesi mette in difficoltà migliaia di famiglie, cresce la protesta dei cittadini per le numerose perdite che interessano la rete di distribuzione. Le immagini arrivano da Villa Seta, frazione di Agrigento, dove una consistente e clamorosa perdita d'acqua invade la carreggiata. Un vero paradosso per i residenti che da settimane fanno i conti con rubinetti spesso a secco. E quando l'acqua viene finalmente erogata, una parte consistente finisce dispersa lungo la strada.
Ma Villa Seta non è l'unico caso. Alla nostra redazione continuano ad arrivare foto e video inviati da cittadini esasperati. Perdite vengono segnalate in diverse zone di Agrigento, sia nell'area collinare che nella fascia balneare, con acqua che scorre inutilmente mentre molte utenze attendono ancora la distribuzione. Problemi analoghi vengono segnalati anche a Canicattì, dove non mancano le denunce per guasti e fuoriuscite dalla rete idrica. La situazione resta critica anche a Licata. In diverse zone della città persistono rotture e perdite che alimentano le proteste dei cittadini. Un quadro che evidenzia le difficoltà di una rete idrica ormai datata, con sprechi sempre più difficili da accettare in un territorio che continua a fare i conti con la sete. Restiamo all'acqua, alla gestione dell'acqua. Si prepara una nuova gara per scegliere il gestore unico dopo lo scioglimento del contratto con la SIE, bocciata dai sindaci del Catanese. Intanto il commissario per la depurazione Fatuzzo sblocca, i finanziamenti, ripartono le gare per i depuratori. Lorena Dolci. Si parte da una nuova gara per individuare il nuovo gestore unico. Dopo 20 anni di braccio di ferro, l'ATI, l'Assemblea dei Sindaci della provincia di Catania, ha mandato a casa SIE, la società mista pubblico-privata che avrebbe dovuto efficientare il sistema dell'acqua. Con lo scioglimento del contratto, ATI è pronta a fare una nuova gara per scegliere il nuovo gestore unico, ma una condizione: la certezza di avere delle risorse pubbliche e eventualmente delle risorse dei privati deve essere certificata prima nella partecipazione della gara. Gestione pubblica, mista o privata, spiega Mancuso, è una scelta ideologica su cui deciderà l'Assemblea dei Sindaci, dunque i partiti. Sui tempi stiamo lavorando da ieri, non da oggi. Riteniamo che prima dell'estate, insieme a tutti i colleghi nell'Assemblea, decideremo la forma. Gli uffici si impegnano a pubblicare già nel mese di settembre quella che è appunto il bando di gara. Se non basta che si sono persi 20 anni, la cattiva notizia per i cittadini è che qualunque sia il gestore scelto, i miglioramenti hanno un costo e le bollette saranno mediamente più care. La buona notizia è che alcuni nodi si sciolgono. Avendo ripreso, grazie alla delibera dell'ATI, dell'Assemblea dell'ATI dell'altro ieri, il mio ruolo di soggetto attuatore, io intendo mandare in gara tutti gli interventi che possono essere proposti in gara. A quanto ammontano questi investimenti? Per giù a 340 milioni. Fra le gare, quelle che riguardano i depuratori di Adrano, Mister Bianco, Mascali, alcuni lotti di Catania e l'allacciante di Aci Castello, bloccato da anni, che oltre al danno ambientale ci costano 150.000 euro al giorno di infrazioni comunitarie. Nel frattempo si è all'obbligo di garantire il servizio idrico nei comuni che gestiva. Certo è che la battaglia giudiziaria andrà avanti. La multinazionale farmaceutica Pfizer ha annunciato la chiusura definitiva di 2 linee di produzione nello stabilimento di Catania, una decisione che metterà a rischio oltre 300 posti di lavoro. Intanto oggi pomeriggio è prevista un'assemblea sindacale. Sentiamo Orazio Longo. Non saranno più prodotti antibiotici liofilizzati penicillinici e le siringhe preriempite. Con questo verrà chiusa l'intera area PEN del sito dove si produce il farmaco Tazocin, il reparto 2 dove viene prodotto il metrotexate, causando una riduzione di 330 posti di lavoro su 543. Sono i numeri della crisi di Pfizer che ha annunciato l'avvio della procedura di dismissione di 2 linee del sito di Catania che coinvolgerà 196 lavoratori nell'area produzione penicillinica, 71 in quella non penicillinica e 63 funzioni trasversali. Un disastro, sociale che colpisce 330 padri di famiglia che nel frattempo hanno costruito un mutuo, sono fatti famiglia, tanti giovani che si ritroveranno senza un lavoro. Noi perdiamo un'eccellenza che è il sito che fa farmaci salvavita nella città di Catania e quindi un'eccellenza tutta siciliana. Ci aspettiamo che la Pfizer faccia un passo indietro e ritiri i licenziamenti. Per Pfizer la decisione di smantellare è dovuta a diversi fattori, tra cui la pressione competitiva dei farmaci generici e l'adozione di biologici innovativi in sostituzione di metrotexate. Per limitare gli effetti sul piano occupazionale, Pfizer non esclude la possibilità di cessione dell'azienda, di incentivazione all'esodo, di isopensione e ricollocazione interna o esterna per alcuni profili professionali. Il presidente della regione Schifani ha chiesto al ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, l'apertura entro luglio di un tavolo di crisi ministeriale per individuare soluzioni a tutela dei lavoratori e del futuro dello stabilimento.
La morte della giovanissima Giulia, l'investitore, un motociclista di 19 anni, ammette le sue responsabilità. Il GIP di Messina lo manda in carcere. Sabato alle 16:30 i funerali in cattedrale. Tonino De Mana. Finisce in carcere Alessandro Mondo, il 19enne arrestato per l'incidente costato la vita a Giulia Scimone, studentessa di 15 anni travolta ed uccisa in via Circuito a Torrefaro da un motociclista. Il GIP Nunzio De Salvo ha aggravato la misura dei domiciliari trasformandola in quella della custodia in carcere. La decisione è arrivata a seguito dell'interrogatorio di garanzia nel corso del quale il giovane ha ammesso le sue responsabilità. L'aggravamento della misura è stato richiesto dalla sostituta procuratrice Maria Di Mulo che coordina le indagini sul drammatico incidente. L'accusa è di omicidio volontario. Intanto al Papardo è stata eseguita l'autopsia sul corpo della sfortunata ragazzina. Già fissati i funerali che si terranno sabato alle 16:30 in cattedrale a Messina per l'ultimo doloroso saluto alla giovane, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto immenso e un profondo senso di sconforto. Sui social e non solo sono migliaia i messaggi di affetto con toccanti ricordi e dediche per Giulia, andata via troppo presto per colpa di un'imprudenza e di un beffardo destino. Palermo prova a frenare la mala movida con una nuova ordinanza. Stop alla vendita di alcolici nelle ore notturne in via Macheda e stretta sui mini market. Intanto i carabinieri colpiscono lo Zen 2 con un nuovo blitz. Manlio Viola. Stop alla vendita di alcolici all'1 della notte fino alle 7 del mattino, divieto anche di consumarli in pubblico o nei luoghi privati aperti al pubblico nel medesimo orario, tutto solo in via Macheda e nelle vie limitrofe, insomma nella zona della movida di Palermo, con una deroga per i locali che servono ai tavoli, con l'obbligo però di consumare al tavolo e il divieto di asporto. Chiusura invece dalle ore 20 per i mini market, ma solo nel tratto di via Macheda che va dai quattro canti alla stazione centrale, in pratica obbligo di chiudere alle 20 per i piccoli esercizi solitamente gestiti da extracomunitari, esercizi che i palermitani chiamano affettuosamente i bangla. È l'ordinanza firmata ieri dal sindaco di Palermo per contrastare la mala movida, un'ordinanza sperimentale che durerà un mese e che già raccoglie però i primi commenti negativi. Per Giovanni Felice di Confimprese si crea una disparità commerciale e soprattutto un simile divieto va esteso a tutta la città o non serve a nulla. Questo provvedimento è un pannicello caldo che tra parentesi inserisce anche elementi di discriminazione all'interno della categoria. La bottiglia di liquore o di birra si può tranquillamente trasportare, quindi che alcune tipologie di attività, esercizio di vicinato non le possa vendere ma le medie strutture sì, che in una zona non si possono vendere ma in un'altra zona sì, di fatto non creano un elemento di giustizia all'interno della categoria e rendono, secondo me, vano anche il provvedimento. Intanto i carabinieri mettono a segno l'ennesimo blitz in un'altra zona, allo Zen 2, denunciati un 59enne e il figlio di 18 con le accuse di riciclaggio e minaccia a pubblico ufficiale. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati una pistola a giocattolo priva del tappo rosso, un'auto con telaio contraffatto, una pistola semiautomatica con munizioni, oltre a 57 dosi di hashish e 14 di cocaina. I carabinieri di Catania hanno sequestrato 2 arsenali nel quartiere Pigno. Nel primo intervento le armi erano nascoste all'interno di un borsone nascosto tra la vegetazione di un terreno incolto del quartiere. All'interno vi erano 2 caricatori per un fucile AK-47, un caricatore per una pistola mitragliatrice, 2 caricatori per una pistola semiautomatica e oltre 90 cartucce di calibro diverso. In un altro intervento, in un'area retrostante un campo di calcio, sono state ritrovate munizioni e cartucce di vario calibro. Tutto il materiale è stato repertato e sequestrato per essere sottoposto a successivi accertamenti tecnici. Voltiamo pagina. In una Sicilia che ogni anno perde tanti giovani che vanno via per lavoro e studio, c'è invece chi vuole rimanere e investire nella propria terra. Sentiamo questa storia che ci racconta Marco Gullà. Sono Manuel, ho 23 anni, sono siciliano e ho deciso di rimanere nella mia terra. In una Sicilia che ogni anno perde tantissimi giovani, c'è chi come Manuel ha deciso di restare. I numeri però sono impietosi. Dal 2019 a oggi 96.000 giovani hanno lasciato l'isola, oltre un quarto, in fuga da Palermo. E poi ci sono i giovani come Manuel, lui il suo futuro lo vede in casa. Siamo tutti super giovani, tutti under 26, lavoriamo nel mondo dello sviluppo software e insomma quello che facciamo noi è sviluppare la digitalizzazione di diverse aziende nel territorio siciliano, quindi noi operiamo dalla Sicilia per tutta Italia in realtà.
A pesare è anche la mobilità universitaria. Circa 30.000 ragazzi ogni anno lasciano la Sicilia per studiare negli atenei del nord, spesso senza fare ritorno. Tu perché hai deciso di rimanere? Io ho deciso di rimanere perché ho colto l'opportunità, perché da qui si può sicuramente realizzare qualcosa di nuovo che possa espandersi in tutto il territorio, e siamo convinti che ad oggi con gli strumenti di digitalizzazione che esistono si possa lavorare da qui a tutto il mondo principalmente, ed è quello che noi abbiamo fatto di base e siamo riusciti a farlo benissimo. Sicuramente sono tanti coetanei che se ne vanno, ma allo stesso tempo sono anche tanti altri che rimangono e cercano di fare qualcosa come noi, e non bisogna assolutamente mollare, quindi bisogna essere resilienti. E continueremo a raccontare di giovani impegnati in progetti per restare in Sicilia a Sicilia 24 Focus, in onda alle 14.30 dopo il nostro telegiornale con Giusilla Zara, Carmelo Abate, portavoce del Movimento Ora, Carmelo Di Pieri di Patto per Restare e Alfio Mannino, segretario generale CGIL Sicilia. I vostri messaggi possono arrivare alla linea WhatsApp 342 7455 005. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Tornati in studio, 2 casi di lavoro nero e 24.000 euro di sanzioni amministrative. Il risultato di un'azione di controllo della Polizia di Catania nei confronti di un ristorante del centro e di un locale di intrattenimento a Ognina. Posti sotto sequestro 32 kg di prodotti ittici, risultati non tracciati. Riscontrate anche infrazioni sulla normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro. A Catania inaugurato un polo educativo per le famiglie a San Giovanni Galermo. È l'altro passo nel percorso di valorizzazione e di inclusione delle periferie. Tonino De Mana. La benedizione di padre Riccioli, il taglio del nastro dell'assessore ai servizi sociali Spoto, affiancata dal collega alla pubblica istruzione Guzzardi, la soddisfazione dei presenti. È in realtà l'apertura dell'asilo nido di Caseggiato Ginestra, ospitato all'interno dell'istituto comprensivo di Guardo Quasimodo, nel quartiere catanese periferico di San Giovanni Galermo. Il nuovo polo educativo è stato realizzato con l'obiettivo di ampliare l'offerta dei servizi per la prima infanzia e promuovere pari opportunità di accesso all'educazione sin dai primi anni di vita. Abbiamo voluto scegliere fortemente le zone più a rischio della città e soprattutto le zone più fragili, proprio per poter arrivare sempre in maniera più capillare a tutti i nuclei familiari. Saranno a settembre 21 e saranno ovviamente sparsi soprattutto nelle periferie. La nuova struttura rappresenta un importante investimento a favore delle famiglie e dell'infanzia. Qualcosa di fondamentale, unico, che serve appunto come vero contrasto alla dispersione per crescere all'interno del territorio i bambini in modo sano. Il nido offrirà un servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30, rappresentando un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione e di inclusione delle periferie cittadine. 15,2 milioni di chili di cibo distribuiti nel 2025, con un incremento del 42% rispetto all'anno precedente. A Catania il Banco Alimentare della Sicilia presenta il bilancio sociale e rilancia il valore delle alleanze tra imprese e terzo settore. Eva Spampinato. Oltre 11 milioni di chili di alimenti recuperati e distribuiti in un anno è il risultato raggiunto nel 2025 dal Banco Alimentare della Sicilia, che registra una crescita del 42% rispetto all'anno precedente. Un aiuto concreto che ha permesso di sostenere oltre 178.000 persone grazie alla rete di 465 organizzazioni presenti sul territorio. Il tema delle alleanze, oggi nell'affronto di una povertà sempre più stringente, mettersi insieme, farlo insieme, ognuno con le proprie competenze, ognuno con le proprie specificità, può contribuire a migliorare la situazione attuale. I dati sono stati presentati a Catania durante il bilancio sociale 2025, che mette al centro il valore delle alleanze tra imprese, istituzioni e terzo settore nel segno della sostenibilità. Ed essa ha tante dimensioni, certamente quella ambientale è forse quella più nota, ma c'è sociale, c'è politica, c'è demografica, c'è sostanzialmente il bisogno di capire che di sostenibilità si può parlare in riferimento a tutti i sistemi dinamici. È quella proprietà di scegliere un certo livello e ritenere che quel livello debba essere mantenuto nel tempo. Nel 2025 il 58% delle PMI italiane ha ricevuto richieste di informazioni rispetto alle loro performance di sostenibilità. Quindi oggi più che mai la sostenibilità è diventato un'opportunità di innovazione, di rilancio della competitività
competitività e di crescita d'impresa. Recuperare il cibo significa infatti non solo contrastare la povertà, ma anche ridurre gli sprechi e l'impatto sull'ambiente. Nel catanese ad Acireale si celebra il grande cinema di Carlo Verdone con 4 serate dal 9 al 12 luglio alla Villa Belvedere. L'amatissimo attore e regista dialogherà ogni sera con un ospite diverso, un prestigioso parterre di attori, registi, critici e studiosi. Sentiamo. 4 serate con Carlo Verdone, 4 incontri speciali in cui l'amatissimo attore e regista romano, simbolo della commedia italiana e parte attiva del patrimonio culturale del nostro paese, dialogherà con un prestigioso parterre di attori, registi, critici, cinematografici e studiosi. La rassegna cinematografica è una tappa fissa, ormai è il 3° anno, per noi è motivo di orgoglio avere Carlo Verdone ad Acireale per 4 giorni, parlare dei suoi film, parlare della sua vita, con quello standard che ormai da 2 anni a questa parte abbiamo messo su presso la Villa Belvedere. Le serate si svolgeranno all'interno della Villa Belvedere di Acireale nell'ambito della rassegna estiva 2026, come ha raccontato lo stesso Verdone questa mattina in collegamento durante la conferenza stampa. Verrà Sergio Rubini, parleremo appunto di come è nata quest'idea, di come è stato il nostro rapporto. Dal 9 al 12 luglio dunque tutte le sere Carlo Verdone dialogherà con gli ospiti prima della proiezione di alcuni dei film più rappresentativi della sua carriera. Tra gli ospiti Claudia Gerini, Regina Orioli, Sergio Rubini, Valerio Caprara. Bisogna lodare questa amministrazione comunale che in meno di 3 anni è riuscita a rilanciare la città dal punto di vista della vivacità economica, dal punto di vista dell'interesse turistico e promozionale, anche attraverso iniziative, anzi soprattutto attraverso iniziative che hanno una grande connotazione culturale. Città che vuole fornire servizi e li fornisce quando è possibile, in questo caso il più possibile, gratuitamente. Anche questo non è una cosa consueta nel panorama non solo siciliano ma anche italiano. C'è un'altra pausa e torniamo con il calcio. E siamo al calcio, il nuovo Catania inizia a prendere forma. Dopo l'ufficializzazione del DS Varrà, il club del presidente Pelligra è pronto ad annunciare anche l'allenatore Emilio Longo. Sentiamo Angelo Gagliano. Tra ufficializzazioni, il DS Varrà, suggestioni, l'indimenticato Papu Gomez e l'attesa per il nuovo tecnico Longo, segnalato già in città, il Catania pianifica la nuova stagione con l'obiettivo, sfumato anche nell'ultimo anno, di tornare tra i cadetti, sapendo che ancora una volta la concorrenza sarà agguerrita. La firma di Varrà, che a Napoli ha ricoperto la carica di responsabile dei giocatori in prestito, è un punto fermo da cui ripartire. L'altro tassello sarà quello dell'allenatore, con cui sedersi attorno ad un tavolo per programmare la campagna acquisti. Il nuovo Catania sarà più giovane, dinamico e offensivo. Da qui partiranno le valutazioni per trovare i prospetti utili alla causa rossazzurra. Longo potrebbe convincere qualche calciatore del Crotone a seguirlo, anche se non mancheranno le resistenze dei calabresi. Piacciono, e non è un mistero, il centrocampista brasiliano Vinicius Negro Di Stefano, l'attaccante Antonino Musso e l'esterno offensivo Marco Zunno ed il difensore Davide Di Pasquale, quest'ultimo con grande esperienza in Serie C, con le maglie non solo di Crotone ma anche di Pescara, Foggia e San Benedettese. Naturalmente saranno in tanti a lasciare il club etneo, compresi i giocatori che sono rientrati dai prestiti, Bogic, Chiarella, Stopa e Luperini, e che ormai aspettano le valutazioni del nuovo allenatore prima di decidere sul loro futuro. Al Palermo, che è in attesa di ufficializzare altri colpi di mercato ma che abbandona la pista Luvumbo. Sentiamo i particolari con Marco Gullà. Dopo aver ufficializzato Estevez e in attesa della fumata bianca per Hernani e Cassandro, il Palermo sembra allontanarsi da Zito Luvumbo. I continui tentennamenti e le esitazioni dell'esterno angolano del Cagliari nel dare il definitivo via libera al trasferimento in Sicilia hanno convinto il direttore sportivo Osti a rompere gli indugi. La dirigenza di Viale del Fante non punterà sul Luvumbo e quindi caccia ad un nuovo esterno. Tra i nomi sul taccuino spicca quello di Alquist del Parma e restano vive le candidature di Bragantini e Marras, entrambi del Mantova, oltre all'idea Ghiedemis del Frosinone. La suggestione che porta Stefan El Shaarawy viene considerata del tutto improbabile e priva di riscontri reali. Rimane invece sempre vigile l'attenzione sul Rui Modesto dell'Udinese, sebbene presenti caratteristiche differenti rispetto all'identikit originario. Sullo sfondo continuano a essere monitorate con attenzione le piste che conducono a Mattia Compagnone del Venezia e al giovane Rao di proprietà del Napoli. Sul fronte uscite
uscita, il club ha salutato Gomis, Beresischi, Veroli e Giovane. Gomez, Brunori e Blen non rientrano nel progetto e non andranno in ritiro, mentre Corona e Vasic potrebbero iniziare la preparazione in attesa di una sistemazione. Non ci sono altri aggiornamenti, il nostro telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, vi lascio a Giusy Lazzara e a Sicilia 24 Focus e l'appuntamento col telegiornale tornerà su Telecolor alle 19. A tutti buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.